E siamo con il presidente di Confcooperative provinciale, Virgilio Maiorano, all'indomani di un grosso risultato che l'Unione Cooperative è riuscita a portare a casa su Ideal Standard. E a lui chiediamo com'è andata ieri. Beh, ieri è andata bene perché ha consolidato un rapporto che iniziava ad essere in discesa già mercoledì scorso all'incontro milanese, dove si era data la prima disponibilità ad un 3 più 3, come sapete. Ieri è stato importante perché praticamente il 90% delle richieste che la cooperativa ha fatto per poter avviare le attività sono state accolte. Avremmo voluto delle macchine che riteniamo comunque determinanti, però in ogni caso i presupposti per iniziare ci sono ed adesso inizia il percorso, diciamo, più complesso, che è quello della ricerca delle risorse finanziarie e di partner sia finanziari che industriali per poter finalmente avviare l'attività. Ecco, infatti volevo chiederle appunto i prossimi passi, cioè con che spirito vi ponete in questo momento. Stiamo cercando di costruire una partnership la più allargata possibile per la ricerca di fondi. Naturalmente la cooperazione fa la sua parte, noi siamo già impegnati sul tavolo romano su queste vicende e ovviamente a un certo punto ragioneremo di piano di impresa anche con la regione. Cercheremo dei contatti con Friulia per avviare un percorso che possa agevolare questo processo, che ricordo che dovrebbe portare alla fine del triennio a far lavorare 150 circa unità operative, quindi mi pare un risultato veramente importante.